Presentata oggi presso la sala consiliare del Comune di Aragona la squadra di pallavolo femminile che milita nel girone A della Serie C regionale, presenti le autorità, il sindaco, la squadra tutta, compreso lo staff e gli sponsor. Anche il presidente dell'Acragas Marcello Giavarini, che ha dichiarato che sosterrà la squadra di Nino Di Giacomo, presidente della società SEAP Pallavolo Aragona, con ambizioni di arrivare alla massima serie. Obiettivi da Serie A, ora anche Marcello Giavarini a darti una mano. Sì, io ringrazio Marcello che vuole condividere con me questo percorso. È uno sport, la pallavolo, che ti soddisfa perché è uno sport molto sano, quindi tranquillo, e noi siamo qua per portare avanti questo progetto in maniera proprio sobria. Io sono convinto che quest'anno la squadra è stata allestita per fare il salto di qualità e puntiamo a vincere il campionato e anche la Coppa Sicilia. È un progetto, come hai detto tu, ambizioso, ma che il campo poi darà il responso finale, e io mi auguro che questo ci si avvicini più alle nostre aspettative. Marcello, sosterrai la squadra? Quello che posso nei limiti è possibile, sì, perché come ho detto poco fa, da oggi credo che Nino abbia un tifoso in più, io. Quindi tutto quello che potremmo fare per sostenere e aiutare l'amico Nino nella nuova, non nuova perché Nino ormai, però in questo nuovo progetto ambizioso di portare la squadra in Serie A, ecco, questo merita sicuramente appoggio, sostegno. È una cosa molto piacevole per noi perché è una cosa di grande importanza, di grande visibilità, e noi ringraziamo Nino Di Giacomo e tutto lo staff per quello che fanno. Come amministrazione comunale ci impegniamo ad essere vicini e solidali a questo e speriamo, per come ha detto Nino, che questa squadra prossimamente sia in Serie A. Francesca Scollo inizia una nuova avventura, si spera vincente. Quest'anno non è che si sia lavorato male negli anni precedenti, perché con le ragazze avete fatto veramente miracoli, però quest'anno la SEAP Aragona punta a vincere questo campionato. Sì, senza dubbio noi puntiamo a vincere il campionato, la squadra è sicuramente molto forte e penso che ce lo meritiamo anche, tanto impegno e ce lo meritiamo. La prima partita a Capaci. Sì, domani alle 6 siamo a Capaci, giochiamo contro una squadra molto giovane e va bene così, nel senso che è molto meglio iniziare con squadre di questo genere, in modo tale che, sai com'è, l'emozione della prima partita, superiamo l'emozione della prima partita. Carina, che assieme a Francesca Scollo, da una vita ad Aragona, guideranno questa SEAP Aragona per una nuova avventura che si prospetta vincente. Speriamo, noi come voi ben sapete facciamo sempre il possibile perché questo avvenga. Ora abbiamo bisogno dell'appoggio del pubblico, delle persone che stanno vicino a noi e di essere consapevoli che siamo forti. Massimo Scibetta, il nuovo presidente provinciale della FIPAV. Grazie dell'invito che Nino ci ha fatto, noi siamo orgogliosi oggi di partecipare a questo nuovo progetto. Sappiamo che l'idea di Nino è di portare almeno nei prossimi 3 anni la pallavolo di Serie A nel nostro territorio. Noi ci crediamo e siamo i primi a investire in questo progetto. Faremo tutto il possibile per portare avanti queste ragazze e anche la società Pallavolo Aragona